Beh, a una festa così importante non poteva mancare il senatore Giovanardi, sicuramente una persona che ha amministrato il nostro paese, una persona che conosce il paese. Una festa della polizia della FSP. Senatore, innanzitutto il ruolo della polizia nei giorni d'oggi qual è secondo lei? Beh, diciamo soprattutto uno, parlo di me, che fra guardie e ladri, nel gioco guardie e ladri ha sempre tenuto la parte delle guardie, che devo dire mi hanno sempre tranquillizzato, rassicurato, e credo che quando un cittadino ha dei problemi, ben volentieri abbia dei numeri attraverso i quali chiamare le forze dell'ordine, che sono le forze del bene. Poi, per l'amor di Dio, l'ho sempre detto, ovunque, anche nelle migliori famiglie, ci può essere chi sbaglia, e credo che ci siano gli anticorpi nella polizia, nei carabinieri, nella finanza per colpire chi sbaglia, ma queste campagne diffamatorie generali verso le forze dell'ordine non le ho mai condivise. Per quanto ho potuto, anche insieme all'amico Maccari, le ho sempre combattute. Purtroppo sono d'attualità, perché vediamo che quando un poliziotto, un carabiniere viene processato, i media si scatenano prima ancora che i processi vengano terminati. Invece io continuo a dire che i processi si fanno in tribunale, non si fanno nelle trasmissioni televisive, non si fanno per propaganda, non si vanno a livello del giro delle 7 chiese, che alcuni bravissimi a propagandarsi stanno facendo, sempre però senza dare parola e voce ai poliziotti e ai carabinieri che possono avere dei problemi. Una responsabilità adesso che è in capo ai 5 Stelle e alla Lega. Questa manovra finanziaria sa da fare così com'è o bisogna riguardare e rivedere un qualcosa? Guardi, io sono un democristiano, non posso che essere all'opposizione di questo governo, perché sarò all'antica, ma la mia esperienza di tanti anni di politica è tale per cui non accetto di farmi insultare dai 5 Stelle, per i quali tutti quelli che hanno fatto politica da Moro, Fanfani e De Gasperi in avanti, tutti i ladri, tutti i delinquenti, tutti gli assassini, o per quanto riguarda il Ministro degli Interni niente da dire, ma la mia figura di Ministro degli Interni non è uno che gira con una felma con scritto vota Lega, perché il Ministro degli Interni, nella mia cultura e nella mia tradizione, è uno che garantisce tutti, non è un leader di partito. È una persona che ha uno degli incarichi più delicati di responsabilità del governo, e quindi dovrebbe anche negli atteggiamenti esteriori assumersi questo tipo di responsabilità. Però guai a chi tocchi Salvini, e chi tocca Salvini adesso. No, il problema non è questo, ma il problema è che se il Paese entra in recessione e se questo governo ci porta al disastro economico, non è una responsabilità da poco. E poi io ho votato centrodestra, voglio l'alleanza con la Lega. Devo dire che, avendo votato centrodestra, sono un po' perplesso che la Lega abbia fatto l'alleanza con i 5 Stelle, che sono i miei peggiori nemici. Secondo me c'è qualcosa che non funziona, perché se la gente l'avesse saputo prima delle elezioni, forse avrei votato anche in maniera diversa. Poi comunque io sono di centrodestra, spero che il centrodestra si ricompatti tutto e sia in grado di dare delle risposte efficaci, che secondo me non sono quelle dei 5 Stelle e della cultura del non sviluppo dei 5 Stelle. Ci sono i presupposti perché il centrodestra torni a essere unito. La telefonata, tra altre cose, tra Salvini e Silvio Berlusconi è già un passo in avanti. Guardi, ci sono i presupposti se tutti capiscono che il PDL aveva il 38%, ma non 100 anni fa, nel 2008, e adesso Forza Italia veleggia sull'8%. Che Renzi alle europee ha preso il 40% e adesso è il 16%, quindi la Lega col 30-31 nei sondaggi si illude di aver risolto il problema sbaglia, perché il nostro paese è un paese in cui le novità vengono bruciate e anche i personaggi, la popolarità dei personaggi rischia in pochi anni di andare a picco. Quindi io credo invece che nel vecchio insegnamento della prima Repubblica le coalizioni devono essere fatte sui programmi. La Democrazia Cristiana, quando aveva il 40% dei voti, valorizzava i liberali, i socialdemocratici e i repubblicani, perché solo col concorso di tutte le componenti e le culture del centrodestra si fa un governo stabile. Quindi se dovessi dare un consiglio, ma non ce n'è bisogno, che l'ha già dato Giorgetti a Salvini, di dire: tieni sempre davanti, ben scritto, l'esperienza di Renzi, che ci ha messo 2 anni a passare dal 40 al 17%. Il populismo, secondo lei, è la nuova frontiera anche in vista delle prossime elezioni europee? No, io ho 68 anni, però ho visto e sono stato in grado di vedere e di capire i drammi della guerra, i drammi delle divisioni dei nostri nonni e dei nostri padri, che si sono scannati fra tedeschi, francesi, inglesi, con milioni di morti, e con le conseguenze le paghiamo ancora oggi in Istria, a Fiume. Io ho fatto un convegno proprio sulla città di Fiume,
l'Istria che abbiamo perso, insomma, quando la bestia del nazionalismo torna a polemizzare nazione contro nazione, i rischi sono, ma non dico solo i rischi di mettersi le mani addosso, vedi Ucraina e Russia, ma come avete visto in questi giorni i peggiori nemici dell'Italia per quanto riguarda il bilancio sono gli ungheresi e gli austriaci, ma è sempre stato così, perché i nazionalisti croati, gli Ustaš erano i peggiori nemici dei dalmati, perché il nazionalismo ha un problema, che non è ecumenico, non cerca collaborazione, il nazionalista è egoista e in questi giorni l'Austria, che dovrebbe essere il paese più vicino ai sovranisti, è quello che invece contesta di più l'Italia, ma chi conosce la storia sa che è così. Sono i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri a dover difendere le persone, poi su come si immaginano che il cittadino nella propria casa possa difendersi più o meno legittimamente, questo è un dibattito come dire, politico. Io parto dal presupposto che il cittadino deve pretendere che le forze dell'ordine lo difendano e non che in qualche modo si faccia giustizia da solo. Poi ci sono alcuni aspetti che invece io credo essere importanti, cioè che il cittadino che è vittima di un'aggressione non debba essere lasciato solo, non debba essere in qualche modo lasciato anche a meccanismi giudiziari che a volte lo colpevolizzano ulteriormente. Su questo sono molto in sintonia su quelli che possono essere strumenti che difendano ulteriormente il cittadino vittima di aggressione, ma sull'uso della forza credo che i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri debbano essere i veri titolari di questo esercizio della forza. Il decreto presenta diversi strumenti che noi abbiamo chiesto al Ministro di introdurre, su altre questioni che attirano l'attenzione giusta dell'opinione pubblica andremo a verificare, si fanno numeri, si traggono delle considerazioni che io credo sia necessario aspettare gli esiti, quante persone beneficeranno, quante non beneficeranno delle misure. Ci sono alcune cose che noi abbiamo chiesto e che sono state inserite e queste ritengo che avranno una buona efficacia, penso soprattutto alle misure sul versante al contrasto alla criminalità di stampo mafioso, a una maggiore incisività anche da un punto di vista preventivo, quelli che sono gli aspetti sul versante più, come dire, più pruriginoso, comunque che suscitano maggiore reazione anche nell'opinione pubblica sui temi dell'immigrazione, lo verificheremo nei fatti, lo verificheremo nelle situazioni. I cittadini hanno bisogno di vederci in strada, hanno bisogno di vedere i poliziotti, i carabinieri presenti là dove vogliono e pensano di essere in una condizione di maggiore insicurezza. E per questo ci sono due strumenti che il governo ha. Quello delle assunzioni che secondo me devono colmare il vuoto che anche e soprattutto il blocco del turnover ha prodotto, e l'altro che si metta a mano quanto prima a un nuovo contratto di lavoro, perché credo che si debba quanto prima monetizzare tutto quello che è il disagio che un operatore di polizia è chiamato a sopportare per essere presente laddove i cittadini lo vogliono vedere presente. Dottor Savina, anche lei alla festa della Polizia di Stato, soprattutto della FSP. Innanzitutto, cosa significa essere agente di polizia nel 2018? Significa quello che testimoniano ogni giorno i nostri ragazzi sulle volanti, nelle frontiere, in tutte le città. Significa mettersi al servizio del cittadino, significa rischiare la vita. Un paio di giorni fa, appena l'ultimo esempio, un nostro poliziotto da Polfer, libero dal servizio, è intervenuto per salvare un signore che era stato picchiato da una banda. Questo significa mettersi in discussione ogni giorno, significa essere preparato, ma significa essere soprattutto al servizio dei cittadini. Credere in questo lavoro, ragione, codici, ma anche tanta passione. Senta, come sta cambiando l'Italia a livello di sicurezza, oppure come è già cambiata?
Ma guardi, se noi stiamo alle statistiche, prendendo i reati sono in calo da molti e molti anni e questo è un dato positivo, ma siamo i primi a chiederci, oltre alle statistiche c'è un problema di insicurezza generale, cioè il cittadino che in maniera così si sente insicuro a casa propria in giro e anche su quello ci stiamo confrontando, l'abbiamo fatto da anni, il poliziotto di quartiere, essere in mezzo alla gente, essere in mezzo ai ragazzi delle scuole, essere in mezzo agli anziani, quindi noi ci siamo sempre, siamo dappertutto anche per lottare contro la percezione di insicurezza. Dottore, si parla sempre più spesso di carenza di organici, arriveranno finalmente i rinforzi a livello nazionale? Guardi, questo governo sta facendo notevolissimi sforzi per assumere ulteriormente personale. Certo ci sono delle lungaggini dovute ai concorsi che sono piuttosto lunghi, a una formazione che dura circa un anno per un poliziotto, però mi sembra che siamo sulla strada buona, diciamo un cauto ottimismo. Pene più severe? Cosa ne pensa? Ma io sono un servitore dello Stato, se mi chiedi polizia so rispondere, se mi parla di pena deve rivolgere domande a un giurista. La figura del sindacato nel 2018 ce lo insegna appunto anche un amico come Raffaele Padrone, su quali versanti sta combattendo? Innanzitutto questo è un incontro conviviale però che vuole cimentare quello che è una fusione quindi di diversi modi di fare sindacato, di diversi saperi, di diverse conoscenze che vengono oggi qui unite sotto un unico comune denominatore che è quello quindi della passione, quella della correttezza, quindi è un momento come si può dire estremamente importante per il sindacato, oltre alla convivialità che come si dice fa sempre gruppo, unisce e cementifica più di qualsiasi altro convegno e lo si può vedere insomma dalla grande partecipazione che c'è stata a partire dalla Sicilia fino al Trentino, quindi diciamo gente che ha sacrificato 1 o 2 giorni anche togliendo le proprie famiglie e i propri affetti per venire e partecipare. Questo indice della passione che sicuramente anima questa organizzazione sindacale. La figura del sindacato è sempre più importante perché il sindacato, non dimentichiamoci, che non fa altro che essere il terminale di quelli che sono i bisogni di una categoria, non è altro che la voce quindi di una serie di lavoratori, in questo caso lavoratori in divisa, che quotidianamente indossano la loro uniforme per servire le istituzioni democratiche di questo Paese. Colleghi, diciamo donne e uomini, quindi migliaia di donne e di uomini ai quali spesso vengono sottratti anche dei diritti costituzionali, quali ad esempio il diritto di sciopero, per cui è sempre più fondamentale quindi la presenza di un sindacato che possa fare da trade unione e da raccordo. Ed è anche sempre più importante avere soprattutto delle pene certe e soprattutto severe. Questo è un altro versante che va sicuramente nei confronti della dignità professionale del lavoro che svolgiamo. Guardate, noi quotidianamente tocchiamo con mano le difficoltà e le paure della gente. Onestamente il lavoro nostro lo facciamo, sono competenze che vengono a noi sottratte, queste delle certezze della pena, ma vedere comunque il delinquente che è stato arrestato, rivederlo in libertà spesso e volentieri, ancor prima che noi finiamo di ultimare la marea di scartoffi e di verbali che dobbiamo fare, questo non giova né all'umore quindi e alla dignità professionale di chi svolge questo servizio e né alla cittadinanza, alla collettività tutta quanta. Segretario, è l'occasione anche per lanciare un appello ma soprattutto delle richieste forti al capo della polizia Gabrielli, cosa chiederete? Onestamente col capo della polizia Gabrielli ci confrontiamo quasi quotidianamente. Il capo della polizia chiediamo in questo momento in cui pare esserci una maggiore attenzione nei confronti delle forze dell'ordine, nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, chiediamo di farsi portatore e di esternare senza problema alcuno quelle che sono le nostre reali necessità, da fare quindi la sponda a quelle che sono le richieste del sindacato. Lui che rappresenta quindi quale massimo vertice delle istituzioni, rappresenta l'istituzione nel suo insieme, noi rappresentiamo i lavoratori, ma insieme sono convinto che possiamo fare un ottimo lavoro per i dipendenti e per la collettività. Siamo con Cinzia D'Orlando, neosegretaria provinciale di FSP Polizia di Stato Udine. Si è parlato in tutta la serata di sicurezza che riguarda anche la sua città. Quali sono i problemi che vi trovate a fronteggiare ogni giorno?
Allora, come dicevo, sì, la cosa più importante, insomma il nostro obiettivo in questo momento è cercare di portare l'attenzione anche dell'opinione pubblica sulle difficoltà che abbiamo a gestire un po' tutto quello che comporta la situazione dei migranti che ci troviamo a trattare a Udine. Abbiamo una delle caserme più tristemente famose ultimamente, perché abbiamo la caserma Cavarzerani che ha dei grossi problemi nella gestione dei migranti appunto, e si cerca di sensibilizzare sia l'opinione pubblica ma anche i nostri stessi dirigenti, cercare di trovare delle soluzioni che possano rendere più affrontabile la situazione anche a livello operativo per quanto riguarda i colleghi, perché spesso ci ritroviamo comunque con persone che hanno anche dei problemi di salute e non è sempre semplice riuscire a fare il nostro lavoro anche in sicurezza. Come denunciava più volte Raffaele Padrone, manca forse il turnover. Che speranze avete da qui in avanti affinché possano arrivare nuovi uomini in questura a Udine? Ma non moltissime, adesso qualcuno è arrivato, a dire la verità, però avremo bisogno di più personale, speranze. La speranza è sempre l'ultima a morire, come si dice, però attendiamo i fatti, Come si risolve il problema di Borgo Stazione? Il sistema di Borgo Stazione si risolverebbe riuscendo ad avere più uomini sul territorio, ovviamente, è questo a cui stiamo puntando, Come è cambiata Udine a livello di sicurezza in questi anni? La percezione che ha la gente per quanto riguarda la sicurezza non è delle migliori, anche perché, ripeto, con tantissime persone che abbiamo comunque in giro per le strade a tutte le ore del giorno e della notte, la cittadinanza sicuramente non è che si sente tranquilla. Gli uomini che sono adesso attualmente cercano di fare il massimo possibile, però i problemi sono tanti. Siamo con Mauro Armelao, segretario regionale FSP del Veneto. Innanzitutto, cosa significa essere un poliziotto, ma soprattutto cosa significa difendere una categoria sindacale come l'FSP? Difendere una categoria come quella di poliziotti, di agenti di polizia, per me è un onere e un onore, in particolare un onore perché è una delle categorie che la cittadinanza, i cittadini chiedono sempre maggior sicurezza, quindi la categoria di lavoratori che i cittadini amano o odiano magari anche, delle volte, però io dico sempre che il nostro lavoro non è semplice e i cittadini devono capire qual è l'importanza appunto del nostro lavoro, devono comprendere che quando vedono una pattuglia, io mi riferisco sempre alle mamme che magari sono insieme ai bambini, dicono stai attento se no ti faccio prendere dalla polizia, invece dovrebbe dire la mamma al bambino, guarda, quando vedi una divisa intanto quello è un punto di riferimento che dà sicurezza e non deve incutere timore al bambino, ma deve dire vai lì dalla poliziotto e salutalo, dagli la mano, stringigli la mano, ringrazialo per il suo lavoro e magari fai anche una foto insieme nella macchina della polizia, quindi è un onore rappresentare appunto questa categoria. Segretario, però un mondo sempre più difficile soprattutto a livello di criminalità organizzata e microcriminalità. Il ruolo del poliziotto è profondamente cambiato negli ultimi anni. Sicuramente è cambiato moltissimo da 20 anni a questa parte, è un ruolo importante perché il poliziotto possa far bene il proprio lavoro a tutela appunto dei cittadini e il ruolo importante è proprio il ruolo della politica nazionale in particolar modo e mi sembra che il ministro Salvini in questo sia ovviamente nella giusta direzione, ci auguriamo che possa continuare a lavorare bene come sta facendo per i primi mesi, quindi ci aspettiamo molto da lui, ma noi daremo sempre di più nei confronti di una politica appunto che si vede attenta alle esigenze dei poliziotti. Sicuramente una battaglia importante è quella di garantire alla città più uomini. Secondo lei questo governo alla fine manterrà le promesse? Dopo tante parole, anche degli altri governi arriveranno finalmente gli uomini tanto attesi?
Sicuramente arriveranno più uomini rispetto al passato, ha fatto tante promesse ma vedo che le sta mantenendo, almeno dai primi riscontri che abbiamo le sta mantenendo. Chiaramente che il problema degli uomini c'è, esiste da tanto tempo, i concorsi sono stati banditi, quindi abbiamo ovviamente speranza che arrivino finalmente forze fresche e che possano dare quel turnover necessario ai poliziotti, che ormai l'età media si aggira intorno ai 47 anni, quindi abbiamo bisogno di gente giovane, agenti freschi, motivati anche, quindi ripeto, mi auguro appunto che il governo mantenga le promesse, ma lo sta già facendo in questo tempo perché ha bandito anche dei concorsi. Abbiamo anche il consigliere regionale Semenzato alla festa della FSP Polizia di Stato. Innanzitutto sicuramente una dinamica importante per la regione del Veneto è quella legata alla sicurezza, come tra altre cose tutte le altre regioni d'Italia. In Veneto è un fenomeno un po' più accentuato rispetto magari al resto del nord Italia e del nord-est. Sì, non proprio accentuato come in altre regioni tipo Lombardia, Piemonte, Lazio, però sicuramente un fenomeno molto sentito in Veneto. La Lega è sempre stata vicina alla polizia, al contrario di altri governi che invece hanno sempre puntato il dito prima su chi svolgeva il proprio compito, diciamo. Penso che Matteo Salvini, come si sta muovendo in questo momento al governo, sicuramente sia a favore delle forze dell'ordine e per tutelare appunto le forze dell'ordine. Consigliere, però tutti dicono che questa alleanza non ha da durare. Bene la Lega che sta prendendo tanti consensi, ma i 5 Stelle stanno rovinando la festa. Avrà Salvini la forza e il coraggio di, diciamo così, interrompere questa alleanza? Guardi, il problema è uno solo, che se anche si dovesse interrompere questa alleanza sicuramente non si andrebbe al voto ma si andrebbe ad un governo tecnico, e abbiamo visto per 5 anni di governo tecnico che cosa hanno combinato. Zaia invece non conosce rivali. Assolutamente no, Zaia ormai monopolizza il Veneto e credo non solo, anche perché è una persona preparatissima e insomma amato non solamente dai leghisti. A livello invece di politica di parte amministrativa, la Regione Veneto si appresta a chiudere sicuramente un anno. Quali ovviamente gli obiettivi che avete raggiunto a livello proprio di amministrazione regionale e cosa troverete nel 2019? Guardi, di obiettivi ne abbiamo raggiunti tantissimi di quelli che erano in programma. Stiamo lavorando, come dice appunto il governatore Zaia, come mai ha lavorato questa regione. I prossimi obiettivi sono importantissimi e sono il piano sociosanitario regionale e le schede ospedaliere, e poi andremo con il nuovo piano casa e poi siamo quasi addirittura all'arrivo, insomma, con tutti i programmi. Un altro consigliere regionale del Veneto, Alberto Villanova, anche lui presente a questa festa della FSP Polizia di Stato. Secondo lei i valori della polizia sono ancora percepibili all'interno della nostra comunità, soprattutto nella regione Veneto? Assolutamente sì, la presenza di tutti questi consiglieri regionali qui è un piccolo segno di riconoscenza del Consiglio regionale nei confronti di chi veste la divisa tutti i giorni. I valori della polizia sono i valori dello Stato, chi indossa la divisa è lo Stato ed è giusto che dopo un po' di anni in cui la polizia, gli agenti e anche i carabinieri sono stati messi sotto accusa, è giusto rimettere le cose al posto giusto, capire bene dove sono i buoni e dove sono i cattivi, dare la giusta dignità e riconoscenza appunto a tutti gli agenti che lavorano con questa missione, cioè difendere la sicurezza dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e tutelare anche questi agenti, perché troppo spesso sono stati abbandonati una volta di fronte a degli aggressori oppure quando hanno problemi legali vengono abbandonati, e questo è stato anche un impegno della Regione Veneto, che tempo fa ha fatto una legge proprio per dare un sostegno a questi agenti, chi ha avuto un'aggressione oppure chi ha avuto problemi legali. Purtroppo questa legge è stata impugnata dal governo Renzi, quindi è stata inapplicabile, però noi il nostro segno l'abbiamo fatto e sicuramente continueremo a farlo come Consiglio regionale. Segnali di spiraglio li vede nel governo Salvini? Sicuramente il cambio di marcia si è visto, è passato con il termine la pacchia è finita, penso che questo sia vero, ma soprattutto è passato con una maggiore dignità veramente per le forze dell'ordine, che finalmente possono fare il loro lavoro sapendo di avere un ministro che li difende, che sta alle loro spalle e che li incita a fare sempre meglio. Giusto garantire ai cittadini sicuramente un maggior controllo, ma soprattutto giusto garantire delle pene e delle leggi più severe.
Assolutamente, infatti forse l'anello debole di tutto il processo della sicurezza è essere proprio sul troppo garantismo che c'è nei confronti di chi delinque. Come dicevo prima, bisogna capire bene chi sta nel bene e chi sta nel male, e chi lavora nel male, chi cerca di approfittarsi del nostro Stato e delle nostre comunità non deve trovare nessun tipo di spiraglio. Per questo è auspicabile che ci sia una riforma anche dal punto di vista legislativo e che una volta che gli agenti fanno il loro lavoro e quindi mettono in sicurezza chi delinque, questi rimangano veramente in carcere e non escono il giorno dopo. Questo deve essere un dovere nei confronti di chi lavora nei corpi di polizia, ma anche nei confronti di tutti i cittadini. Consigliere, cosa troveranno i suoi cittadini, quelli della Regione Veneto, sotto l'albero, ma soprattutto cosa troveranno nel nuovo anno? Troveranno sicuramente tanto impegno, cioè l'impegno nel portare avanti quelle che sono delle riforme fondamentali per il nostro territorio, uno su tutto il piano sociosanitario che sta per arrivare a breve in Consiglio regionale, e dopo altre riforme per concludere quelli che sono stati 3 anni e mezzo fino adesso molto impegnativi, e sicuramente l'anno e mezzo che rimane sarà altrettanto impegnativo per arrivare agli obiettivi e ai risultati. A un appuntamento così importante non poteva mancare sicuramente il senatore Gasparri. Innanzitutto, questo appuntamento importante, come si dice, della polizia, cosa significa secondo lei essere un poliziotto nei giorni d'oggi? Essere in prima linea, essere sacrificato, avere un trattamento economico inadeguato, trovarsi casomai che al proprio figlio nelle scuole gli leggano libri di testo che denigrano la polizia, poi se va al cinema trova un film che denigra un carabiniere. E insomma è una vita difficile. Noi invece conosciamo il sacrificio della base, questo incontro di Martellago che è oramai tradizionale, è un modo anche con la pizzata, come l'hanno poi battezzato, di stare tra le persone che ogni giorno in prima linea si sacrificano e cercare di portare avanti le loro esigenze, che anche in questa fase chi aveva fatto molte promesse non sta coltivando a sufficienza. Noi anche con la legge di stabilità chiediamo più soldi, riordino delle carriere, riaperto, ma soprattutto assunzioni, perché il territorio è scoperto e la coperta viene tirata da una parte e dall'altra e chi è in servizio è chiamato a fare troppi ruoli, troppe parti, quindi concretezza, perché la retorica non serve a nulla. Le forze di polizia, la Polizia di Stato e tutti gli altri corpi ed armi si sostengono con mezzi, attenzione, risorse e tutela. Anche nel decreto sicurezza, che pure ha delle cose positive, sono stati bocciati i nostri emendamenti di Forza Italia per punire più gravemente chi aggredisce tutori dell'ordine in servizio. Il reato noi l'abbiamo chiamato di terrorismo ai danni della polizia. Volevamo abolire quella legge sulla tortura che crea equivoci e incomprensioni, ma ci si è detto no. Speriamo che queste condizioni possano maturare, perché soldi, tutela sono un'esigenza prioritaria. Senatore, c'è un problema particolarmente sentito di sicurezza in Italia? Beh, c'è sempre un problema di sicurezza percepita, perché le statistiche possono dire quello che vogliono, però la gente è preoccupata, la troppa immigrazione, il disordine sul territorio hanno creato una situazione di grande insicurezza dei cittadini e quindi bisogna investire di più, e invece anche la legge di stabilità non lo fa, questo è molto grave. Senatore, invece parlava ovviamente di governo centrale amministrato da Lega e Movimento 5 Stelle, il ruolo di Forza Italia, ma soprattutto nella lotta, nel contrasto verso e contro i populismi. Noi siamo contrari alle false promesse, i grillini hanno detto molte cose ma sono di sinistra, sono nemici delle forze di polizia, dicono no alla legittima difesa, dicono no agli stanziamenti per la sicurezza, e allora noi diciamo a Salvini: ricomponiamo anche a livello nazionale l'alleanza di centrodestra e sfidiamo o in Parlamento o nelle urne le sinistre vecchie e nuove. L'alleanza naturale è quella di centrodestra, non il connubio giallo-verde dove i gialli grillini impongono logiche di sinistra anche in materia di sicurezza e di forze di polizia. Un chiaro messaggio in vista delle europee? All'europeo ognuno va per conto suo, perché sono elezioni proporzionali, ma noi saremo alleati in elezioni amministrative e regionali che si daranno tra febbraio e maggio in Abruzzo, in Sardegna, in Basilicata e in numerose città. Dopodiché le europee sono elezioni proporzionali, ma per fare coalizione e governare il Paese bisogna tornare all'alleanza naturale che è quella di centrodestra. Il futuro di Forza Italia? Dobbiamo riorganizzarci, rimboccarci le maniche e darci da fare, ma senza Forza Italia il centrodestra non potrebbe avere la maggioranza, quindi siamo decisivi e dobbiamo certamente recuperare numeri e forza. Silvio Berlusconi è ancora ago della bilancia? È decisivo, perché per quanto la Lega possa crescere un centrodestra senza Forza Italia non c'è, quindi noi siamo in campo per riaggregarlo e diciamo a Salvini: il connubio con i 5 Stelle è innaturale e contro natura non può proseguire oltre.